benvenuti a Call Center Cortesia, io sono Vianeo da Mestre e benvenuti alla trasmissione in cui la gente chiama nella speranza di trovare una spalla su cui piangere, ma tanto mi esposto perché a mia camisa bagnata mi dà fastidio. Ecco, sentiamo chi c'è, il Lagnone in linea, forza dai, sentiamo. Sì, salve Vianeo, sono Fulvio. Bravo Fulvio, da dove chiami? Allora, io sono nato a Padova, però poi i miei si sono trasferiti a Treviso, dopo ho vissuto a Vicenza, un anno a Mestre, 3 a Verona, adesso vivo a Belluno. More, ma ti vivi in camper? Più o meno, il problema è che girando così tanto non ho mai stretto molte amicizie e non so neanche con chi passerò le feste. Che consiglio mi dai? Allora, vedi Fulvio, il problema è che non è importante quanti amici hai, ma la qualità dei tuoi amici. Ricordite? Io ad esempio ho un amico soltanto, ma è un grande amico. Si chiama Tony Granso. Tony talmente Granso, grande. Sì, è grandissimo, sì. Proprio io non so se c'è un grande amico, perché sei anche aperto, sei talmente aperto, io Tony Granso sei vertissimo. Io sei talmente aperto che su un braccio ha un orologio con fuso orario, su st'altro braccio che praticamente un'ora più avanti il segno. Cioè, pensati, sì. Pensa che sei talmente aperto che dorme su un letto a 2 piazze. Sì, Piazza Ferito, Piazza Barche. Cioè, guarda che roba. Vabbè, mi fa piacere che lei abbia un amico così, però non è che mi ha aiutato a risolvere il mio problema, onestamente, cioè... More, ma mi stai accusando di incompetenza? No, Manco arroganza ti scateno contro Tony Granso, sa? Guarda che Tony Granso non sei solo aperto, sei anche cattivo, io sei talmente aperto che per andare a trovare Sosia a Trieste, si drio Berger che a terza corsia, perché sennò coi bracci russa sui guardrail, d'accordo? Guarda sto qua. Ho capito e rispetto il suo amico aperto, però almeno mi dia un'illuminazione, c'è un'ispirazione per le mie amicizie. Guarda, allora, so che con te ho capito ci vuole cultura, allora va bene, citerò un grandissimo scrittore, il famosissimo Thomas Tablet. Che Non lo conosco. Dai, Thomas Tablet, ragazzo, che ha scritto anche Morta a Venezia, è famosissimo. No, allora è Thomas Mann. More, una volta si faceva tutto a mano, adesso si fa tutto col tablet, quindi adesso c'è Thomas Tablet, Thomas Mann, ma pensati. Ok. Allora dicevo, Thomas Tablet diceva, il miglior amico è quello che con te si apre. E Tony Granso è il migliore amico dell'uomo perché se ha tanto aperto, sei talmente aperto che io a Nadà e Santo Stefano e Capodanno sei sempre aperto. Vabbè, alla fine mi ritorna a parlare del suo amico Tony Granso e non mi dà nessun consiglio, cioè è inutile che fa una trasmissione col Center Cortesia, ma poi non è né cortese e neanche mi dà dei consigli. Scusi se mi arrabbio, però non è corretto così. Coco, procurite un K-Way, perché tra un fiati ti trovi dentro una tempesta e schiaffoni. No. Ecco, manco arroganza. Così.